Ringraziamo prima di tutto Bella Sicilia Onda TV che ci dà questa possibilità ancora di far scoprire alla gente cose che una volta erano normali e oggi invece diventano un po' una rarità. E praticamente parliamo del panaro siciliano, del cesto, diciamo, chiamiamolo cesto, e delle diverse tecniche che utilizzo per poter procedere all'intreccio del salice. Questo infatti è un intreccio un po' particolare, con tre canne e con due fili di sotto anziché uno. Questo invece con due canne. Questo è la stessa cosa, è un pochettino più piccolo. Questo è un portafrutta un po' particolare. Questo è anche un portafrutta un po' particolare pure, e facciamo vedere questo che sembra simile ma non è simile perché è un pochettino con il salice attorcigliato. Poi facciamo vedere anche questa, sempre la stessa tecnica, però con la chiusura a treccia laterale anziché sul bordo. Poi facciamo vedere il classico fiasco siciliano, un fiasco più piccolino, sempre un portafrutta, un fiasco più grande e poi dei cesti, dei cesti un po' particolari, pure di diverse tipologie. Facciamo vedere pure la cannizza siciliana. Facciamo vedere anche la fuscedda, che questa si chiama incannare in siciliano perché è fatta solo di canne, e questo rotondo per chiudere è fatto di castagno. Amici di Bella Sicilia, oggi vi faremo vedere come si costruisce, come si intreccia un cesto, un panaro siciliano, e facciamo vedere tutte le varie tipologie di materiale che ci serve per poterlo realizzare. E partiamo dalle canne. Perché la scelta delle canne è importante, perché questa per esempio ci sono sia le canne maschio che una canna femmina. Questa per esempio è una canna maschio. E da che cosa si riconosce? Si riconosce dalla distanza tra un nodo e l'altro, che è brevissima, mentre se noi per esempio andiamo a prendere il maschio, vediamo che la distanza è molto più ampia, vedete? Si nota benissimo, la distanza è molto più ampia. Questa è meglio da lavorare perché essendo i nodi più distanti, quando noi andiamo a toccare con la colonna di intreccio, là si può spezzare, e qua è più raro che si possa spezzare. Le canne che vengono utilizzate sono sempre dell'anno precedente, ma anche questo si deve scegliere, perché le canne, arrivato a un certo punto, perché le canne sempre raccoglierle nel periodo invernale, gennaio è il periodo migliore perché sono a riposo eccetera eccetera, però anche se sono a riposo sempre la canna dell'anno precedente, perché già una canna di 2 anni, come vediamo questa qua per esempio, ha degli germogli qua che facciamo vedere, e questa non va bene perché qua già il nodo è stato compromesso da quello che è il germoglio, e quindi qua quando andiamo a intrecciare la canna si spezza e quindi è un pochettino complicato. Quindi eventualmente questa la possiamo utilizzare, però utilizziamola fino a qua dove non ci sono i germogli già fuori. Questa invece è una canna di 3, 4, 5 anni, non utilizziamola mai. Come vedete è tutta piena di germogli già secchi, si evidenzia che è una canna vecchia. Questa tra l'altro è anche maschio, ma non la utilizziamo mai, non la dovete mai utilizzare, questa non va bene più. Le canne possibilmente, a seconda di quelle che dobbiamo fare, dobbiamo scegliere anche la grossezza della canna. Se noi andiamo a fare un cesto piccolino, naturalmente utilizzeremo delle canne
di medio spessore. Se noi invece dobbiamo fare delle cose, delle ceste più grandi, più consistenti, utilizziamo una canna più grossa, che anche questa poi farò vedere. Anche questa, quando noi la andremo a spaccare, faccio vedere come poterla eventualmente ridurre di spessore. Anzi, ora io vi farò vedere già subito come viene pulita la canna. La canna viene pulita in questo modo, però non fare troppo qua, perché quello che tiene la consistenza della canna è solo nella buccia. La parte interna è una parte spugnosa. La canna, come il salice, deve essere raccolto e stagionata all'ombra, non al sole, perché al sole la canna si sfibra. Utilizziamola dopo 15 giorni, un mese che noi l'abbiamo raccolta, così evitiamo di bagnarla, non metterla nell'acqua. Mettere nell'acqua è sbagliato, perché la canna, quando noi andiamo a mettere nell'acqua, anziché diventare più malleabile, più flessibile, invece all'incontrario si spezza. La canna basta metterla eventualmente 10 minuti prima che noi dobbiamo fare il cesto, oppure spruzzarla con uno spruzzino e già la canna è pronta. Noi facciamo vedere come si pulisce e come poi viene spaccata. Io la faccio ancora tradizionalmente, e la canna è già bella pronta. Adesso che io questi me li costruisco io. Questi sono due crocette di legno, non sono altro che polloni che crescono del selvatico, del portainnesto della pianta dell'ulivo. Io me li preparo, perché poi giustamente si consumano quando è. Allora, la canna si procede così, si spacca così in 2 e 2, 4, e poi si mette questa crocetta così e si fa così. Vedi? Vedi? Vedi no? Per spaccare la canna con la famosa crocetta. Così. Si fa da un lato, così, dall'altro lato, così, e si procede sempre. Allora, dopo averla spaccata la canna in 4, cerchiamo di farla in 8 quando è piccola. Quando è più grossa la possiamo fare anche in 12, e poi la spacchiamo in 2 in questa maniera qua. Poi diamo una pulita ai nodi, così, ed è già pronta. Ora vi faccio vedere, questa non è necessario, però la canna più spessorata, per poterla rendere più flessibile, facciamo così noi. Ci mettiamo così, vedi? E facciamo così. Visto? Così la rendiamo più sottile, più flessibile la canna. Quando incontriamo, questo non è il caso, ma quando incontriamo una canna più grossa e la vogliamo utilizzare per renderla meno spessorata, facciamo questo lavoro qua. Poi, per quanto riguarda ancora, ci serve i tralci, che questi li andiamo a prendere giustamente dove c'è l'albero di olivo. Questo è il selvatico, cresce sul portainnesto dell'olivo,
e questo già sono dei polloni di 5-6 anni, infatti si vede che sono abbastanza vigorosi, e anche questi, anche da questi si possono prendere, non solo quello singolo che cresce, anche da questi già ramificati si possono utilizzare benissimo. E noi andiamo a prendere giustamente tutti questi tralci, così, tutti questi qua, che possono essere, vengono utilizzati tutti. Poi li prendiamo così e li poliamo, visto? Già è pronto per utilizzare, è semplicissimo, e questi vanno benissimo, basta stagionarli, perché da subito si possono anche spezzare. Si stagionano un pochettino quanto si asciugano e poi li possiamo utilizzare. Poi qua abbiamo tutto quello che ci serve, questo praticamente è un ago, chiamata così, che ci serve poi per fare la chiusura del cesto. E gli aghi, a secondo del cesto che dobbiamo fare, ci procuriamo prima gli aghi. Questi sono dei punteruoli che ci servono soprattutto quando dobbiamo fare questi qua, perché infiliamo qua e rendiamo il passaggio del filo che scende da sopra. Questi sono gli aghi più piccolini, questi li abbiamo fatti vedere. Questi ora noi, per poter costruire un cesto, ci servono praticamente dei legnetti. Questa è la parte inferiore del salice, che li prendiamo, facciamo vedere uno. Questo qua, diciamo, è un po' grosso, quindi la parte, diciamo, inferiore, che è grossa, la utilizziamo per costruire il fondo, e poi questo lo utilizziamo invece per intrecciare, e si procede così a secondo la forma che gli vogliamo dare, il disegno pure, perché quello semplice ne utilizziamo in genere 8 di questi tralci, mentre se dobbiamo fare un disegno, guarda, uno semplice, con un disegno semplice così, ne utilizziamo 8, di questi legnetti, mentre per un disegno più particolare, vedi, a saltare, qua invece dobbiamo fare sempre il multiplo di 3, facciamo 6, 9 o 12 di questi legnetti, a seconda della grandezza, perché altrimenti questo lavoro con 8 non lo possiamo fare. Adesso faremo vedere come procedere. Si spacca qua al centro, così, poi io prendo il punteruolo, lo infilo qua dentro e vado a prendere questi e lo metto qua dentro, e questo è il primo, e poi si procede sempre spaccando sempre naturalmente quelli più grossi, così. Prendiamo il punteruolo e lo mettiamo così, e via via, sempre così. E adesso andiamo a inserire gli altri, sempre così, andiamo a inserire qua dentro, e abbiamo formato una croce. E da qui si parte per fare l'intreccio.
Naturalmente questi li scegliamo in base alla grandezza del cesto che vogliamo fare. Consideriamo che se li facciamo 16 poi se ne va a 18, se li facciamo 18 il fondo se ne va a 20. Ora facciamo vedere la partenza. Si prendono due fili di salice, io procedo così, faccio un nodo così, lo stringo bene e questo praticamente già è legato. Ora vado a prendere questo e lo faccio scomparire e lo metto qua dentro e non si vede più nulla. Poi come si procede? Uno va di sopra e uno deve andare di sotto, sempre girando. Quello di sopra va sotto e quello di sotto deve salire sopra. Quello di e si fa sempre questo giro così. Quello di sopra va sotto e quello di sotto va sopra e si procede così facendo un paio, bastano un paio di giri. Li stringiamo bene e facciamo sempre questo passaggio. Ok, abbiamo fatto, già è bloccata, è ferma. Ora praticamente si procede in questa maniera. Prendiamo questo, lo spacchiamo, prendiamo questo qua di sopra e deve entrare qua dentro, così. Poi prendiamo questo, entra qua, spacchiamo questo e lo saliamo sopra. E questo se lo vogliamo fare a 2, ma noi naturalmente lo facciamo a 3. E si parte da dietro, così. Adesso si procede così: 1 1 e 1 2, va sotto così e sale sopra in quello davanti, così. 1 e 1 2, va sotto e sale sopra. Cerchiamo ora di allargare, perché li dobbiamo portare tutti alla stessa maniera, sempre sotto e sopra, e si procede ora sempre così. Sotto spacchiamo sempre e sopra, stringiamo bene, sempre 1 e 1 2, sotto e sopra, e procediamo ora a spaccare sempre questo qua e facciamo 1 e 1 2, sotto e sopra, così. Sotto sempre 1 e 2 e sopra, e si prosegue sempre così. Sotto spacchiamo e sopra, sotto e sopra. Questo ormai forse ce la facciamo, così non sprechiamo nulla. Sempre sotto e sopra, sotto, anche se è corto non ha importanza, perché ora è sopra, sotto e sopra. E adesso andiamo a innestare per continuare. Il nodo forse l'ho fatto un pochettino stretto, è meglio sciogliere. E ora si continua sempre così. Praticamente si deve innestare e si va
a inserire qua dentro, facendo sempre questi qua li dobbiamo pulire, dobbiamo farli ad ago, altrimenti non riescono a entrare, e facciamo così ad ago e continuiamo 1 e 1 2 sotto e sopra. Qua è finito e andiamo a innestare sempre qua l'altro, spacchiamo sempre sotto e sopra, sotto e sopra. Deve camminare sempre quello dietro, ricordiamoci, deve camminare sempre quello dietro, sotto e sopra. Come vedete già stiamo cercando di fargli prendere la stessa distanza. Innestiamo sempre il salice, facciamo 1 e 1 2 sotto e sopra, sempre sotto e sopra, sempre questo procedimento, e cerchiamo con le dita di farlo arrivare tutta alla stessa distanza l'uno dall'altro. Così, vedi già, e proseguiamo sempre così. Ormai sono alla giusta distanza l'uno dall'altro. Facciamo ancora qualche altro giro e poi lo chiudiamo. Così. Innestiamo ancora salice, così. E così. E proseguiamo il giro. Togliamo questo, altrimenti così si vede il lavoro meglio, e proseguiamo sempre così. Una cosa ora importante, io lo chiudo qua il cesto, infatti ho messo, perché noi da dove partiamo dobbiamo chiudere per avere i passaggi giusti. Se da qua sono 7 8 devono essere da qua, allora noi ce li dobbiamo ricordare. Infatti questo traccetto qua è proprio dove c'è l'inizio, quindi io devo arrivare qua, e quindi innesto ora altri 2 e poi lo chiudo. Così. Innestiamo quest'altro, così, e adesso lo chiudiamo. E si procede in questa maniera. Questo è da togliere, togliamo questo qua, così, poi lo prendiamo qua, lo pieghiamo e lo andiamo a inserire qua, visto? E già è chiuso questo. Stessa cosa facciamo con questo qua, lo facciamo qua ad ago, lo prendiamo, lo pieghiamo, vedi, così, e lo andiamo a inserire qua dentro, visto? È chiuso. E la stessa cosa anche se facciamo con questo, anche se non è necessario, ma lo facciamo pure con questo.
e lo andiamo e ora si procede per la pulizia e si vanno a tagliare tutti questi che escono fuori. Visto già è venuto bello la parte, questa è la parte per il momento superiore, poi che invece va e la parte diventa la parte inferiore del cesto, e la stessa cosa dobbiamo fare sotto. Dobbiamo togliere tutti questi così, per quanto riguarda questi qua, che noi colonne ne vanno poi 32 di questi, ma noi all'inizio ne mettiamo 16, poi le altre le aggiungiamo successivamente e facciamo sempre ad ago, così sempre così, sempre così. Sempre ago. Così, così e così. E ok, ora facciamo vedere come si mettono le colonne. Possiamo partire? Allora ora facciamo vedere come si innestano le colonne. Le colonne sono questi qua, poi praticamente che sono quelli che sorreggono tutto il cesto, e li inseriamo qua dentro così. Se partiamo a destra, sempre a destra, così, 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 sempre così, sempre e così.
Adesso questi li dobbiamo piegare verso l'alto. Facciamo così: con l'ugno di questo dito andiamo a pressare qua, proprio qua. Alcuni li spacco, io faccio invece così e lo alzo, faccio così e lo alzo e procedo sempre così, 3 da un lato e poi dall'altro lato, così già mi sta fermo. Sempre così, così, così. Andiamo sempre a piegare, portiamo verso l'alto, sempre così. Ed ecco qua. Ora gli diamo una aggiustatina così e li leghiamo con un filo stesso della colonna, così. Ora dobbiamo andare a togliere quelli che sono questi qua a filo della colonna che abbiamo inserito, così. Sempre così. Così. Ed ecco qua, visto? E già incomincia a prendere forma. Ora prendiamo sempre il salice e iniziamo la cucitura. Inseriamo tre fili qua, tre fili da questo lato e tre qua. Alcuni ne mettono due, alcuni tre. Ora si deve prendere questo qua e questo praticamente serve per nascondere questo qua, così, e si fa 1 e 1 2, si gira e si porta sotto, 1 e 1 2, così, e si porta sotto, sempre 1 e 1 2, così, si gira qua e si porta sotto.